Amici di Tutto Udinese, benvenuti in un nuovo vlog della trasferta. Quindi oggi siamo carichi, pronti, mi raccomando guardate il video fino alla fine perché ne varrà la pena. E intanto colgo l'occasione di salutare Vale che sono sicuro guarderà questo video. Ciao Vale! Allora, la routine è sempre la stessa. Adesso io raggiungo Luca, il mio amico che avete già visto insomma negli altri video, e andremo a fare insieme anche questa trasferta. Quindi ci divertiremo. Adesso cammino, vado a prendere l'autobus, raggiungo Luca. Ci aggiorniamo. Ragazzi, il compare è arrivato. Adesso ci siamo, un attimo dobbiamo fare un impegno, poi ci vediamo lì dell'autobus e dovremmo partire. Ci aggiorniamo più tardi, ciao ciao. Ah, Luca, una roba, salutiamo. Vale, ciao. Ci siamo in viaggio. Buongiorno a tutti. Allora Luca, lascio sempre a te ovviamente introdurre la partita che andremo a vedere oggi. Allora, quale partita andiamo a vedere? Oggi si va al Giuseppe Sinigaglia, precisamente a quel ramo del lago di Como, quindi esattamente si va a Como. Sarà una partita molto tosta, scusate sto guidando quindi se non vedo in camera per quel motivo. E secondo me sarà una partita molto tosta perché il Como in casa fa sempre bene. L'unica ha vinto sono state la Lazio e il Milan, quindi squadre di un certo spessore. Chiaro. Secondo me oggi prevedo che non c'è una squadra, come dire, favorita. Può vincere il Como, possono pareggiare, può vincere l'Udinese, quindi oggi sarà una partita bella secondo me. Dai, sono fiducioso, speriamo di vincere 2-1, ecco dai, dico così come risultato. Allora, anch'io sinceramente sono sul 2-1 dell'Udinese perché comunque sono due squadre buone. Il Como deve comunque puntare alla salvezza, l'Udinese deve rimanere aggrappato alla prima parte di classifica anche per un ipotetico sogno europeo. Ci sono buoni innesti, anche giocatori che sono appena arrivati, Solé dalla parte dell'Udinese, Caccheré dalla parte del Como. Poi se siete iscritti al mio canale e mi seguite anche su Instagram, sul mio profilo della Ligan, sapete che a me Caccheré piace da impazzire, quindi secondo me anche oggi lui sarà decisivo. Quindi sono tanti acquisti nuovi che stanno già facendo bene, secondo me è anche una partita comunque divertente e soprattutto tranquilla. Dico solo una cosa, che secondo me se vogliamo ambire al sogno europeo oggi è importante vincere, però secondo me oggi anche un pareggino va bene. Però se si torna a vincere dopo 3 risultati consecutivi che abbiamo fatto con Verona, Atalanta e l'altra adesso mi sfugge con chi abbiamo fatto, però non bisogna tornare a vincere perché adesso le altre stanno tornando su e l'Udinese purtroppo è ferma da tantissime giornate, 26. Se vogliamo salvarci oggi sarebbero 3 punti d'oro, però un pareggino sinceramente, ripeto, per il campo che andiamo oggi a giocare non lo butto via, ecco. Tutto qui, quindi spero che riusciamo a tornare a casa 3 punti, anche perché sarà una trasferta molto lunga, ve lo dico già. Saranno secondo me tra andata e ritorno 12 ore, secondo me più o meno. Più o meno sì, quindi un po' più di Milano come avete visto nello scorso video. Più o meno, esatto, un po' più, perché Como è quasi al confine con la Svizzera, quindi dobbiamo andare molto in su. Un po' più in su, esatto. Esatto, quindi secondo me cerchiamo di tornare a casa felici, ecco. Esatto, secondo me ci non divertiremo. Senza 0 punti perché altrimenti mi farebbe incazzare sta cosa. Sì, sarebbe una trasferta un po' sprecata, ecco. Esatto, visto che il bilancio per ora delle mie trasferte, questa è già la mia quinta, Jacopo è già la seconda che mi accompagna, quindi esatto. Grazie. Vi beccate i video di ogni trasferta, ragazzi. Questo ragazzo qua, grazie veramente che viene con me. A me fa piacere, cosa che non ho mai provato soprattutto, quindi queste trasferte sono molto curioso. Esatto, servono anche per conoscere nuove mentalità, nuove stadi, nuove persone, esatto. Quindi poi, come ci ha detto il Pom l'altro giorno che ho fatto il tour dello stadio, Alessandro Pomarè, per farvi capire che è colui che legge i nomi dei giocatori, lo speaker allo stadio Friuli. Poi fa eventi e tutto. Il Pom ci ha detto l'Udinese è riconosciuta a livello mondiale per il terzo tempo, perché le altre tifoserie arrivano, vedono la partita, ciao. No, l'Udinese si ferma in autogrill, si fa la sosta tutti insieme, si mangia insieme, cose che in altre parti d'Italia non funzionano. Esatto. L'Udinese è riconosciuta anche per quello. È una fede, come aveva detto Alessandro nell'intervista di Milano, una fede particolare. Esatto, cioè se tu sei nato qua è brutto da dire ma devi tifare Udinese. Io non o almeno simpatizzarla. Esatto, io non sopporto quelli che sono nati qua che tifano le altre squadre. Magari i genitori, ok, il Napoli, magari il papà è napoletano. Sì, vedere allora un friulano che tifa per il Napoli è una unicità più che rarità. È difficile da accettare, però purtroppo è così. La tifoseria del Como comunque è una bella tifoseria, un tifo intenso ma soprattutto sempre molto educato, perché non ci sono mai stati problemi, rappresaglie. Ispira molto perché è anche una tifoseria che, se mettiamo un attimo i puntini, si è vista tutto il tragitto, cioè dalla Serie D fino ai campi provinciali alla Serie A, con un progetto molto ambizioso. Certo, infatti come ha detto Rune, c'era in conferenza stampa, il Como non è una neopromossa come le altre, è diverso. Esatto. Okay? Quindi secondo me oggi appunto ci divertiamo, anche perché è una bella
dalla trasferta. Naturalmente le trasferte che facciamo, o meglio che faccio io insieme a Jacopo, le valutiamo in base anche alla squadra. Esatto, ad esempio esatto. Questa ispira non solo perché è bella la tifoseria, ma anche perché è bella la location. Esatto. Perché chi non lo sapesse, lo stadio del Como è praticamente attaccato al lago. Quindi ragazzi è quindi, da un punto di vista turistico, dal punto qualcosa di di vista pazzesco. turistico è stupendo. Certo, Esatto. altre trasferte sono inutili, ad esempio fino a Lecce. Stavamo dicendo appunto delle Ragazzi, trasferte qua- che facciamo, sono in base appunto ai tifosi naturalmente e anche le location. Ad esempio andare fino a Lecce, no, ok? Con Marcelo. Quindi cioè capisci, sono trasferte che bisogna valutare anche questo aspetto. Sì, Quindi sì, esattamente. il luogo soprattutto, l'ambiente e la distanza. Perché fino a Lecce è possibile. Sì ragazzi, Ok. sono trasferte molto intense e impossibili. Esatto, cioè se sei a casa puoi fare, oppure Molto se non hai un faticoso. cazzo da fare o sei in pensione. Esattamente. Perché esattamente. pensionati, quelli che ogni tanto ci sono nel club, che c'è da dire, hanno una certa età, hanno già lavorato, figurati, loro possono andare tranquillamente. Esatto, esatto. Noi che siamo giovani, io e lui, Sì, quando sì. arriveremo alla loro età, Per farvi Subito, sapere, cioè. io ho 20, lui 24 anni, giusto per dare due 25 quest'anno. coordinate. Esatto. Più o meno, per dover di cronaca. Sì, sì. Quindi Sei ancora sui 24. Sì, sì, sì. Però vi dico, quindi sono queste le chiavi come si dice, della trasferta, ecco. Esatto, esatto. Boh, bene ragazzi, allora noi adesso andiamo sempre al Citafiera, Sempre al lì, piazzale sempre che lì. avete visto nel video di Sempre Milano. lì, sempre lì. Ci vediamo presto, a dopo. Mandi. Intanto siamo arrivati al piazzale, sono più o meno ormai le 11. Adesso partiamo a più o meno mezzogiorno, scusate, partiamo a mezzogiorno e mezza, quindi intanto adesso bisogna aspettare. Eccola, è arrivata. Siamo in partenza. Luca è un po' bipolare oggi, quindi potete vedere un video diciamo molto roller coaster. Esatto. Ci prepariamo. Forza? Udinese sempre. Chiaro. Boh, intanto prima sosta, siamo in Veneto. Niente, abbiamo passato qualche ora adesso in autobus, un po' fare le classiche cose. Alessandro, ragazzo della scorsa intervista, ci ha pure aggiornato sulla lotteria, che ormai è un rito proprio di tutto Udinese e delle trasferte. Non so se stavolta parteciperò, vediamo se Luca vince qualcosa. L'ultima volta aveva buttato dentro 30 euro, vedremo se questa volta la fortuna girerà dalla sua parte. Adesso abbiamo un piccolo pit stop, mangiamo qualcosa, poi dritti e avremo la cena e ci saranno novità interessanti. Vedere oggi Luca molto Udinese style. Sì. Felpa. Allora, cosa abbiamo? Borsello, felpa, Borsello. maglia di Lovric che non tolgo però. Girati e far vedere anche il logo. Potete vedere ragazzi, questa è una sentenza. Quindi oggi ragazzi Luca veramente più bardato che Milano. Cioè guardate che drip, fighissimo. Let's go ski. È giunto il momento più caldo della giornata, la lotteria. Ricordiamoci che l'ultima volta avevo vinto un poster, l'ho regalato al sottoscritto. Sì, avevamo investito un bel po', Non diciamo il prezzo. Ci siamo calmati, ecco, per Adesso farvi capire. i premi se riusciamo a vincere. Vediamo. Speriamo, abbiamo già la nostra strategia, i nostri affari loschi. Qua siamo sempre super muniti di biglietti. Luca ha tipo il triplo dei biglietti rispetto a me. Ne ho presi 20 euro, però 10 sono in umano. Sì, abbiamo ottenuto anche degli sconti, quindi siamo fortunati. Non volevo il resto, volevo vincere oggi. Come stasera. Speriamo di vincere qualcosa di carino. Intanto siamo arrivati allo stadio, dopo una strada veramente intensa, gran viaggio. Intanto vi beccate il lago di Como, al buio, ma molto bello, devo dire, anche se non si vede, e le luci della città. Ragazzi, ci siamo, stiamo arrivando allo stadio. Esatto, eccoci, stiamo salendo le scale. Ed eccoci qua. Beh, oh, tanta roba. Allora, adesso ci mettiamo nei posti, vi faccio vedere. Eccoci. Come potete vedere, c'è la mano di Luca che cercava di salutare. Ci siamo. Noi siamo qua. E questa è la testa di Luca, bellissimo. Che da dietro sembra un po' un rapinatore, ma dettagli. Oh, allora, prediction della partita. 2-1 per noi. Anch'io 2-1 Udinese. Marcatori?
Sanchez, Ok. Strefezza, no, Sanchez, no, Sanchez, Strefezza e Toven. Anche per me 2-1 Udinese, segnano per l'Udinese Toven e Lovric, e per il Como o Cacchiere se entra, altrimenti Cutrone, che sicuramente questa sera contro una squadra insomma non fortissima ma neanche scarsissima può segnare un gol importante per i suoi fini personali, ecco. E niente, adesso aspettiamo l'inizio della partita. Comunque dobbiamo dire che per essere lunedì sera per ora c'è abbastanza gente, quindi comunque noi siamo abbastanza, ci sono anche molti tifosi del Como, quindi dai. Devono ancora arrivare i nostri, calma. Sì, però tanto siamo già un po' di gente anche fuori dallo stadio, chi appunto vuole bersi una birra, mangiare un panino, un trancio di pizza, giustamente Noi per... abbiamo mangiato delle pizzette buone però, devo dire. Esatto, molto. Non abbiamo mangiato niente a pranzo perché siamo partiti a mezzogiorno e 40 più o meno, quindi non Esatto. avevamo fame. Adesso si aspetta e Per guardare niente. la partita a stomaco pieno. Sì, perché chiaro. altrimenti vuoi se no. Esatto. Intanto vi faccio fare un piccolo tour dello stadio, sempre con il mio dito che vi ha accompagnato a San Siro. Allora eccoci, questo è lo stadio. Qua vabbè abbiamo le porte con già i palloni distribuiti per il riscaldamento. Poi bisognerà capire dove appunto si scalderà l'Udinese e dove si scalderà il Como, ma per ragioni di logica, come noi speriamo, l'Udinese si scalderà qua proprio sotto la curva degli ospiti, quindi almeno avremo i nostri beniamini vicino a noi, che come potete vedere comunque anche i tifosi del Como iniziano a venire a pressa. Mancano Ci sta 40 minuti più o meno. Esatto. Poi ragazzi, molto bello che lo stadio è proprio davanti al lago, cioè se voi andate dietro vedete il lago, quindi è una cosa anche dal punto di vista turistico, come abbiamo ripetuto stamattina, veramente Adesso non si mostruosa. nota, stavo dicendo che adesso non si nota perché siamo di sera, però se si viene durante, non so, il giorno si vede benissimo. Le partite delle 3 magari. Sì, ma comunque dai, tutto sommato mi piace, cioè io sono stato anche a Monza, devo dire, rispetto a una squadra di Serie B, questo è più bello. Devo dire Perché la noi il verità. Como abbiamo ragazzi ha tantissimi finanziamenti, L'unica soldi, cosa quindi... che pecca un pochino è come quello di Monza che manca, tipo come si dice, lo schermo. Sì, ecco, quella è una uguale, pecca. uguale a Monza non Solitamente è c'era. importante per gli stadi, c'è quello schermo lì, Esatto. appunto, Manca. però non è Però, utilissimo. tutto sommato non è brutto, A me, No. A me piace. Quando diamo lo stadio? Voto? Oh, un 8 glielo do, dai. Io do un 7, dai. Ci sta, un 7 ci sta. È sul lago. Dove siamo noi? Se Jacopo dopo vuoi far vedere. Si vede benissimo. Ho fatto anche vedere il lago prima con una clip. Abbiamo qua dove siamo noi, abbiamo una postazione però bellissima, ci si vede veramente bene. E adesso si aspetta ragazzi, si aspetta. Sì, ce la facciamo. Ci aggiorniamo. L'Udinese, adesso stanno facendo il riscaldamento, fino a poco fa c'erano stati tori, quindi squadre cariche, dobbiamo ancora aspettare che entri il Como. Intanto entra anche il Como, con tanto di incitamento negativo da parte dei nostri, giustamente. Dai, viva la sportività! Intanto qui il tifo si scalda, si sente sì anche l'odore di fumogeni, diciamo la verità. Sono arrivati anche gli ultra, quindi sono iniziati i primi canti, la situazione finalmente si scalda. C'è lo spettacolo! Il calcio emoziona, dove il calcio unisce, e noi siamo sempre qui nel regno del Como 1907, lo stadio! Ci sono, ma rispondono anche quelli del Como in maniera molto più pacata, però in lontananza si vedono anche loro con discussione nei banchini. Qua si iniziano a fare le cose serie. Intanto sono entrati, entrano. Udinese a sinistra, Como a destra. Giro. Qua ragazzi, tipo caldo, molto caldo. Ecco l'inno della Serie A. Intanto 1-0 per il Como. Subito dopo 5 minuti non inizia a avere questa partita, però il tipo non si ferma. Sì. No. Ma chi? Sembra che dopo il gol di svantaggio abbiamo reagito, dai. Pochino. Stiamo migliorando, dai. Abbiamo appena avuto un'occasione da gol sprecata, insomma. Dai. La reazione c'è stata, però molto difficile provare a fare solo anche un tiro, perché il campo pressa molto alto.
quindi è dura, soprattutto in difesa ci sono continue distrazioni e bisogna cucire prima la difesa e poi concentrarsi sull'attacco. 2-0 per il Como, gol di Strefezza, adesso si mette dura, tanto dura, la reazione che ci aspettavamo non è arrivata, almeno non nella sua totalità, adesso bisogna spingere e recuperare 2 gol, dura ma si può fare, speriamo. Fine primo tempo, è finita un'agonia, 45 minuti di agonia, Luca vuoi commentare? No. Ecco, vedete, insomma, distratti davanti, distratti dietro. Entra nel mondo di Lorena Sottoterra, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Carico in panchina. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo sull'Ovegas.news. Segnato Pagero! Dai! 2-1! Udine! Finalmente abbiamo visto la reazione che ci aspettavamo. Questa nel primo tempo dovevano farla anche. Dai, adesso è cambiata la partita, si spera. Dai, ecco, si può fare, dai, forza Udinese. Ragazzi, forse è stato espulso Jovino Goldaniga. Sì, perché ho visto l'arbitro che era già al secondo, fatto così e dopo tirato fuori un altro. E sei un difensore centrale. Attenzione! La partita non come col Verona, chi non lo sa, anche lo del Verona è stato espulso e non abbiamo segnato in 20 minuti. Qua appena iniziato il secondo tempo. Dai! Espulso Goldaniga, adesso la partita cambia. La difesa del Como deve iniziare a tremare. Come sta tremando qua la curva, cioè letteralmente siete sotto i No, qua si sta bene, No, si sta tremando di freddo. Stiamo saltando. Sotto la pioggia non basta. Dai, adesso piove bene. Dai, avanti! Adesso siamo carichi. Nico Paz e Filip Jacques. Sì. Chi è questo? Che cazzo sei? Non lo conosciamo neanche. Lo devo dire chi è, ragazzi. Vediamo. Nico Paz è pericoloso. Dai. Brutte notizie. Espulso Solé. Adesso 10 contro 10. Si ritorna al punto di partenza praticamente. E niente. Dai. Bisogna incrociare le dita. Adesso lo rimetto un attimo ancora 2 minuti per vedere se qualcuno saluta almeno se ne accorge. Intanto 3-1 per il Como. No, adesso è dura, siamo al 79esimo. L'Udinese sostituisce il numero finita, partita finita. Partita finita, abbiamo preso 4 pere, 4, una peggio dell'altra. Brutta sconfitta, fa male. Ha segnato pure Nico Paz appena entrato, che era in dubbio anche se giocare l'intera partita o anche solo un spezzone. Uomo che ha dominato, poi ha lasciato spazio all'Udinese un attimo, riaccendendo il fuoco della speranza. Poi il Como si è rialzato e ha inginocchiato i nostri. Male, secondo Luca, peggior partita della stagione, che devo dire la verità, sono d'accordo. Male, nemmeno la sconfitta di Roma all'Olimpico si può paragonare a questa. Male, molto male. Bisogna riflettere su cosa migliorare e cercare di avere un rendimento migliore per le prossime trasferte, altrimenti c'è un buon posizionamento in classifica, ma mantenerlo è dura, tanto dura. E niente, dai, come ogni sconfitta ci si rialza per una probabile vittoria.
Benito, abbiamo un po' litigato con i tifosi del Como. Appellativi Serie B, Coniglio alza la voce. Perché non si è capito. Ho scritto, sono in silenzio stampa e dopo ho messo 2 madonne. Sì, ma giustamente. Cosa vuoi? Oggi sembra una squadra di terza categoria, sembra vedere il nuovo Osoppo, Dio poi. Con un riferimento del tutto casuale, Sì. Amici dell'Osopana, vi vogliamo bene perché abbiamo anche un nostro carissimo amico che ci gioca là. Appunto per quello. Quindi vi siamo vicini, Sembra veramente oggi di vedere una squadra di terza categoria. Oggi veramente abbiamo toccato il fondo, come ho scritto in un commento. Squadra inesistente, nessuno si salva, solo Pagere, basta, il resto tutti da mandare. Nessuno ha inciso, nemmeno i più probabili come Tovene e Sanchez. No. Anche Runec, oggi Runec ha sbagliato completamente la formazione. Non merita di. Oggi non voglio sentire parlare di questa partita. No, esatto. La peggiore da quando sono allo stadio, ma di tutto 20, 21, non so perché l'abbiamo fatto. Trasferto, sì, certo. E dai, vabbè. Ci rifaremo. Speriamo. Carlo? Allora, vi aspettavate il risultato di oggi? No, sinceramente non aspettavamo un pareggio e una vittoria per dire proprio di no, anche molto male. Come squadra tosta, però prestazione comunque non degna oggi, quindi si ricomincia, si resetta e si va avanti. Io mi aspettavo al massimo un pareggio, avevo paura dell'attacco del Como, infatti ci hanno punito degli errori. Sole ha fatto un errore imperdonabile quando potevamo rimontare, peccato, ci stiamo credendo all'inizio secondo tempo. Sì, un errore. Si era messa, peccato. Anche molto improvviso, direi, proprio nel bel mezzo della partita, quando c'era speranza. Parte 2 intervista perché ci hanno costretti a salire in pullman. Allora, un protagonista in positivo e uno in negativo della serata. Positivo, no, stavolta di Tovene, negativo, tutta la squadra. Io direi positivo Pagero perché almeno con quel pressing ha preso la palla e l'ha buttata dentro di cattiveria. Negativo direi la difesa, tutta la difesa. Io penso migliore Sava per le pratiche che ha fatto e che ci ha parato tante volte la partita. Sì. Però come peggiori tutti, però se devo scegliere qualcuno in particolare ti direi Sole per l'espulsione. Sì, chiaramente. Se foste mister Costa Runeic e foste entrati nello spogliatoio, cosa avreste detto alla squadra dopo sta sconfitta? Cioè aver visto nero. Probabilmente a freddo avrei detto di resettare, però a caldo sul momento un po' di incazzatura ci sarebbe stata, però adesso bisogna cancellare tutto, andare avanti. Io gli avrei detto di chiarire quali sono gli obiettivi della squadra, perché se vogliono fare una stagione anonima come al solito, allora va bene questa partita. Se vogliono qualcosa di più anche per loro stessi, gli avrei detto svegliatevi. Appena cerchiamo di qualcosa infatti arriva. Esatto, giustamente. Posso solo chiedere un ultimo favore? Se salutiamo un mio amico che deve guardare questo video, si chiama Vale, se lo salutate. Ciao Vale, forza Udin. Sempre. Perfetti, grazie ragazzi. Allora, 4:50, siamo rientrati a Udine. Ormai nel momento che è sospeso esatto tra la notte e il mattino. Beh, che dire, tragitto lungo, stancante, anche perché il ritorno abbiamo principalmente dormito. No, sì, devo dire che ho volato più velocemente come tutti i ritorni d'altronde, devo dire la verità, quindi va bene così. Esatto. Una partita purtroppo quel che è stato è stato. Esatto, purtroppo quello che è stato, ci rifaremo la prossima, dai, speriamo. Esatto, ringraziamo come sempre tutto Udinese, Alessandro e Jessica per l'organizzazione di questa trasferta, anche questa volta molto bella nonostante il risultato. Esatto. E niente, se volete partecipare c'è tutto sul sito come al solito di Tutto Udinese, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e hashtag salutiamo Vale nei commenti. Ciao a tutti ragazzi. Perché ciao. Noi andiamo a dormire adesso, andiamo a casa mia e si dorme. Ciao. Ci aspetta una giornata lunga, la mia di lavoro, quindi ciao ragazzi. Una giornata. Ciao.